Bentrovati a voi amici di Sai Che. Come potete vedere oggi è una puntata un po' diversa perché con Mario ci troviamo in esterna, siamo proprio qui in piazza Guglielmo Marconi, conosciuta dai calatini anche come piazza San Francesco di Paola per l'omonima chiesa che vi si affaccia. È sempre stato un punto nevralgico della nostra città. Questa piazza un tempo era il ritrovo di moltissimi lavoratori ed erano presenti parecchie attività artigianali, sartorie, falegname, botteghe varie, tra i quali spiccavano quella di Ubardunaro o quella di Don Angelino Laraturi. Oltre la chiesa, negli anni 60, l'ospedale di Caltagirone era qui in questo edificio. Questa piazza negli anni è cambiata. Viene impreziosita dalla statua dedicata al nostro Don Luigi Sturzo, sacerdote e padre della città. Da questo punto si aprono le porte del meraviglioso spettacolo che da qui, salendo, i visitatori trovano per le vie del centro storico. Piazza Marconi, o come la chiamano i calatini, Piazza San Francisco de Paola, oggi è un luogo di incontri e un salotto per i giovani, punto essenziale per molti turisti. Allora, dopo tutto quello che vi ho raccontato, con Mario, se permettete, adesso ci facciamo una bella pausa. Sento della musica siciliana. Andiamo a vedere dov'è. Ciao, piacere Titti. Ho ascoltato questa musica siciliana, quindi siamo da Cabaret, è un locale nuovo a Caltagirone. Per Caltagirone. Per Caltagirone. Ma mi fai accomodare perché qua sto vedendo una nicchia. Ciao Titti. Ciao, allora abbiamo visto un po' questa piazza, come nei tempi è cambiata. Intanto siamo distanti, quindi facciamo una cosa, togliamoci questa mascherina e respiriamo un pochino, tanto abbiamo una distanza e va bene così, l'appoggio qua. Allora, abbiamo un po' raccontato com'era la piazza un tempo, come adesso, quindi abbiamo detto che adesso questa piazza Marconi in Calatina, piazza San Francisco de Paola, oggi è il salotto tra virgolette buono di Caltagirone. Grazie. Quindi Cabaret, questo nome che comunque sia acchiappa. Intanto tu chi sei, Orazio? No, io sono Aloisio Orazio. Aloisio Orazio nasce a Caltagirone anche se abitavo a Palagonia nel lontano 78, 14 maggio. Praticamente Aloisio Orazio per 25 anni ha fatto questo mestiere, cioè il barman o bartender come si vuole chiamare oggi.
anche se io preferisco un barista alla siciliana. Un barista alla siciliana. Bravo. 2 anni fa ho deciso di iniziare questo progetto, proprio perché volevo emanciparmi dal lavoro dipendente. Ho deciso di fare questo progetto finanziario creato dalla Comunità Europea esportato all'Italia, tranne in Italia, che si chiama Resta Sud. Proprio mi è piaciuta anche questa cosa. Allora, quando abbiamo col mio consulente finanziario ci siamo messi a vedere cosa potevamo realizzare, è venuta questa idea di questo locale. Questo locale all'inglese si dice made in Sicilia, a me invece fatto in Sicilia. Anche perché, scusami, cioè, tu sei un giovane esempio per tanti giovani che ci stanno guardando. No, mica sei sì, un giovane. Sì. Già la parola io resto al sud, questo si evince la tua sicilianità, no? È proprio nel tuo linguaggio comunque noto, ecco, la tua importanza del nostro dialetto, di quello che è l'impronta siciliana. Quindi tu hai detto prima, questo locale è tutto fatto in siciliano, ma in Sicilia. Cioè io, la mia idea, prima a essere business plan per riuscire a fare questo locale. Questo locale praticamente è una rusticheria. È un mangia e vive siciliano. Un mangia e vive siciliano. Signori, ecco che molti usano questi nomi semplicemente. Wine, anche se fuori abbiamo messo perché? C'è il turista. Perfetto, Caltagirone. Infatti sotto Cabaret c'è scritto anche con un errore che dico wine e typical food Sicily. Per attirare, ma è anche giusto, perché il turista deve essere accolto anche per questo. Anche per questo noi siciliani abbiamo, anche se io ho girato, ho visto poco spozzarsi, invece siccome io penso che la Sicilia, essendo un'isola, essendo anche stata dominata da arabi, da commercianti, noi abbiamo la protezione all'accoglienza, ma l'accoglienza e ci sporziamo nei confronti dei turisti anche a parlare le loro lingue, cosa che difficilmente ho trovato nel mondo. Non la trovi, perché ti devi arrangiare. Però siccome noi siamo siciliani e siamo accoglienti, hai fatto bene a mettere quella scritta, perché il turista è facilitato. Ma noi li chiamiamo mangia e vive. Mangia e vive, bravo. Ok, Orazio. Allora, se vuoi ti dico il nome, infatti il nome del locale è un nome tipicamente siciliano, anche se molti possono rimanere e possono pensare che sia francese, invece no, è una frase che usa spesso Camilleri. Nell'agrigentino cabaret significa vassoio, come in francese la parola cabaret, che poi c'è un atto finale, significa vassoio, e i locali francesi che vengono chiamati a oggi cabaret prendono proprio il nome dal vassoio, perché il cameriere tipicamente in questi locali dove si faceva anche dello spettacolo portavano le bevande al tavolo. Questa è una descrizione che sta dando che pochi, ma neanche io, perché comunque cabaret pensavo al cabaret, che poi è scritto completamente diverso, però ecco già questa cosa, cioè parla del locale. Perfetto, ti servo, sono qua a servirti. E mi piace anche comunque che si associ all'idea di cabaret oggi, che è un locale dove si fa spettacolo e tutto. Qua ma creeremo anche, perché la mia intenzione è vendere cultura del poi ci arriviamo, non bruciamo, poi ci arriviamo. Allora Orazio, intanto iniziamo qua. Tu nasci come bartender, quindi cocktail. Però cocktail, nell'immaginario di tutti, i cocktail sono i nomi che conosciamo, il Manhattan o cioè i tuoi cocktail, i cocktail di Orazio profumano di Sicilia. Orazio, io qua trovo. Cosa stavi preparando? Allora, io stavo preparando un aperitivo per un amico speciale, anche in queste condizioni, ho la porta chiusa e tutto, stavo preparando cosa? Ho preparato un panino tipico che faccio io, proprio fatto in Sicilia, e si chiama gualtiero, come il nostro gualtiero di Caltagirone. Perché?
interrompo, Certo. mi provano perché io interrompo gli ospiti, No, però no, mi vengono fai- nelle idee, lo devo dire perché poi mi dimentico. Ma fai bene, certo. Ho buttato un occhio a questo menù e quindi leggo linfa simeta, linfa retrusa, aciuvatura, Rinaldo, Angelica, cioè tu usi proprio Esclusivamente la mia intenzione è la mia intenzione dentro Cabaret è tutto fatto in Sicilia, perciò lo uso, mi piacciono i personaggi della letteratura siciliana, mi piace la Sicilia, tutto deve essere tutto che riguardi la Sicilia. Come tu hai notato, per esempio i panini sono tutti personaggi epici siciliani, cioè da Orlando Furioso, Certo. la focaccia uguale si chiama Costanza. Poi ho messo Rinaldo e la focaccia si chiama bellissima Angelica. questa cosa, quindi Tutte queste mangi, cose qua. mangi la Perfetto, mangio cultura, Sicilia. bravo. E poi io sempre per ricordare Caltagirone, la mia terra, cioè la mia città natia, e per ricordare anche i nostri personaggi famosi, ho voluto chiamare anche un panino, un quartiere in onore del nostro gustatore che spontaneamente come Orazio Nelson morì nella sua più grande battaglia per difendere la Sicilia. Lui credeva molto nell'indipendenza siciliana e lottò per l'indipendenza siciliana. E tu gli hai fatto E gli ho dedicato rendi omaggio. il mio panino che è fatto con guanciale di maialino tenebro che produce proprio, questo è a chilometro, no zero di più, è a 400 kg per il suo produttore che non faccio il nome. Poi il formaggio che è prodotto a Sancono è una tuma fresca e delle olive nere sempre, qua parliamo veramente di chilometro zero. Poi come accompagnamento c'è una caponatina, Vabbè. proprio Va. più Siciliano di classica qua. e più questa. Ah, E poi come dico sempre ai nostri telespettatori, gli odori. in Gli questo odori. momento Dice, ma è un panino. io penso che avrai ti sta È stimolando l'orario leggermente- dell'aperitivo, quindi, leggermente quindi farlo. ci sta. Quindi ci sta. E invece qua vedo del Allora, questo qua è un succo d'arancia rossa nostra, proprio prodotto a Caltagirone, fatto spremuto poco fa. E poi mi è piaciuto per questo cocktail usare un nostro prodotto siciliano, Etna Bitter, perché anche la Sicilia, questa è la cosa che mi fa piacere, oltre il vino, perché abbiamo tanti vini, oltre le birre artigianali, ci stiamo specializzando e stiamo ritrovando anche la voglia con queste piccole distillerie di fare prodotti nostri, Bravo. anche alcolici. Bravo. Non è per una questione perché è bello che arrivano anche cose da fuori, perché il mondo è bello perché è globale, ma però finalmente il siciliano, queste sono le nostre si potenzialità. sta scommettendo, Si sta scommettendo e se c'è un su prodotto è questo. giusto, perché poi lì è il vostro compito, Sì. chi avete questi locali, tu che comunque offri dei cocktail particolari, aggiungo particolari, e solo tu puoi presentare e far conoscere un prodotto della nostra Ma io ho terra. una mia ricerca oltre, perché l'ho detto, la mia idea di business o di commercio, chiamiamolo in italiano, ore commercio, ore fare soldi, così sembra anche brutta, però business è questo, fare soldi, è nel puntare nelle potenzialità della mia terra. Io ho voluto scommettere su me stesso e sulla mia terra. Questo è perché dobbiamo valorizzare quello che abbiamo noi. E questo, io la mia ricerca è questo, non è facile trovarli, ma ci sono tante piccole distillerie che si stanno scommettendo nel fare anche prodotti distillati, oltre il vino, oltre la birra artigianale, che stanno andando molto bene. Io uso anche una birra a Tarì che fa la modica. Abbiamo fatto pubblicità, ma facciamo finta di niente. Ok, però tutti i prodotti che sono qui dentro sono tutti prodotti siciliani, rigorosamente siciliani. Quindi chi viene a Cabaret è in Sicilia, quindi questo in qualsiasi cosa, anche se prendete una cosa dal sale, dall'olio, tutto dal ghiaccio, tutto fatto esclusivamente in Sicilia, ma questo è il mio obiettivo. tu Anche comunque sulle hai bevande. fatto un lavoro di ricerca. Certo, noi abbiamo lavorato, io ho lavorato più di 6 mesi per cercare piccoli fornitori, piccoli produttori locali, anche un po' più lontani nel Ragusano, perché cercavo di fare avanti anche le insalate, se uno guarda, c'è Ninfa Simeda che usa prodotti del Simedo, comunque della nostra provincia di Catania, poi c'è quella Retrusa che usa sia prodotti siracusani che ragusani, è tutto una ricerca, come la trovatura proprio sono prodotti tipici di Caltagirone, come la nostra famosa leggenda della trovatura che si trova a San Moro, tutto è una ricerca, anche i cocktail che tu dicevi, in alcuni casi... Parliamo di questa cosa che tu che cosa stavi facendo? Ora ti spiego, io uso, qua dentro ci sono
15 cocktail. Allora, nel mio gergo professionale, purtroppo ahimè si parla in inglese, e poi ve lo dirò anche in siciliano, homemade, che significa fatti in casa e creati da me. In siciliano l'ho inventato io. No, vabbè, ma usiamo anche i termini comunque. Sì, però la mia esperienza è a modo mio. A modo mio, la mia esperienza mi ha portato a questo. Io ho 25 anni ho studiato poco mixologia, più che altro la mia è stata solo un'esperienza, perché l'unica cosa che poi anche studiare, poi l'esperienza mi ha portato a inventare dei cocktail usando prodotti siciliani. Oggi ho proposto a questo amico mio Rosso Malpelo. Rosso Malpelo, quindi siamo con Giovanni Verga, tu sei un verghiano presumo, sì, no? Sono, ahimè, e con grande piacere sono verghiano, perché mi piace proprio il neorealismo che usava lui nelle sue novelle, perché lui era un realista, cioè, proprio anche quella voglia di fare scoprire quella crudeltà, quella crudezza, più che crudezza delle nostre terre. Proprio io sono innamorato dopo Mastro Don Gesualdo, purtroppo ahimè, è la mia novella preferita di Verga. Rosso Malpelo, lui era un ragazzo che viveva in povertà, schiavizzato, era vessato, però a sua volta vessava un altro poverino che lavorava con lui, ma alla fine il succo di quella novella è stato che lui voleva salvare quel ragazzo, anche con le sue vessazioni, perché lui si è sacrificato per quel ragazzo. Anche lui aveva capito questo, che lo voleva vessare per insegnargli qualcosa, perché l'avevano abituato a fare quello. Bravo. Quindi Rosso Malpelo. Prego. Ora mi accingo a fare il Man mano che tu vai, giustamente, non diciamo le cose perché chi vuole Rosso Malpelo deve venire. Qua. I miei colleghi sapranno le dosi perché è fatto professionalmente. Allora metto del ghiaccio in questo particolare shaker che si chiama Parisien, poi vado a prendere, anzi questo lo usiamo dopo, prima aggiungiamo il succo d'arancia, un po' a occhio, ma va bene così, la mia esperienza mi insegna. Vabbè, hai l'esperienza per poter certo. Però invece per mettere non dico la marca, sì, uso questo strumento, vado a chiudere il mio shaker, i cocktail vanno sempre serviti con ghiaccio. Certo, il ghiaccio è fondamentale, anche se moltissimi clienti pensano che annacqui il cocktail, invece non è vero, lo mantiene freddo, lo mantiene più ghiaccio c'è, specialmente di queste dimensioni, bello pieno, e più il cocktail dura freddo. Perché questa è una cosa che noto io. Invece purtroppo ahimè anche i giovani o tantissime persone pensano che il ghiaccio sia una fregatura, invece no, è il contrario. È il ghiaccio che mantiene la frescura del cocktail, perché più ghiaccio c'è, meno tende a sciogliersi. I giovani io penso che bevono, però quando se imparano a bere bene, a capire come si beve, è fondamentale. Io penso una cosa, dalla mia esperienza è tutto, il bere deve essere un divertimento. Bravo. Cioè bere per farsi male, perché aggiungere molto alcol a parte rende brutto il cocktail secondo i miei gusti, e poi ammazzarsi. Perfetto, tu devi divertirti, perché l'alcol deve arrivare a un livello che ti permette anche di socializzare e di divertirti. Quando tu bevi in una certa maniera, a parte che ti crea tutta l'inibizione e tutto, diventi anche in parte comunque. Certo, io ho voluto introdurre questo perché magari molti vedono i cocktail come se fosse la bevanda della perdizione, però è come il vino, allora c'è il bere bene, il saper bene, il gustare, e nello stesso tempo, come dice lui, è un Rosso Malpelo, quindi nello stesso tempo ha della cultura dentro. Certo, quindi questa anche è la cultura. Pura cultura, non è ubriacarsi. No. Quindi i giovani devono preferire un cocktail in meno, ma fatto bene, scegliere i locali dove si beve bene con prodotti
nella giusta misura. Perfetto. Allora, per esempio, io guarda, ti voglio dire una cosa anche dalla mia esperienza, anche dal mio studio sui cocktail. Allora, il cocktail nasce proprio, a parte cocktail significa coda di gallo, è una cosa strana, però il cocktail nasce proprio per evitare che quando bevi liscio l'alcol superi una certa, come si chiama, proprio nasce per questo, miscelandolo tu riesci a bere una cosa molto più buona al gusto, anche se ci sono dei cocktail molto aspri e anche molto secchi, però nasce per quello, per diluirlo, per farti divertire, non darti quella sensazione, perché quando ti ubriachi ecco perché anche mi fa piacere. No, diciamola questa cosa. Sta ricerca lo sballo, me sballare più forza, bravo. È sbagliato, invece deve essere il bere, deve servire a socializzare. Non serve a... in favore di camera, diciamolo ai nostri ragazzi. Sì, ragazzi, cioè io dico a tutti i ragazzi, a tutti anche come si chiama, ubriacarsi fino a se stesso, per divertirsi non serve. Invece bere un cocktail fatto bene con la giusta dose, perché ha una dose, ha uno studio il cocktail. Bevete bene, con molto ghiaccio, è il contrario, fidatevi di me, anch'io sono un bevitore, si mantiene più fresco, è più buono al gusto e a tutto. Non bevete solo per ubriacarvi e per euforia. Si beve per piacere e per stare in compagnia. Perfetto, quello è. L'euforia deve essere appunto giusto, perché poi si fanno incidenti, si fanno quello, si fanno risse. Si perde, a parte che si perde la salute. Ma si rischia anche la vita. Molti dei nostri giovani, molti come si chiama, ultimamente si piangono, si fanno ragazzi che poi sono messi in macchina perché ti fa perdere le inibizioni, non ti fa avere più paura, ti esalta. Ma io farei pure, sai, ad ogni ragazzo che si ubriaca, gli farei un video per fargli capire come perde poi la personalità in un momento, quindi non serve. Allora, guardate che c'è qua. Io mi ricordo la mia prima esperienza che ho avuto, faceva i raccogli, sembra strano, l'ho avuta a Verona, a Legnago Veronese. A Legnago Veronese c'era una discoteca, già all'epoca c'era il discorso del bere degli incendi stradali. Io mi ricordo una bellissima campagna pubblicitaria che fece la regione Veneto. Mise una croma distrutta, perché all'epoca addirittura i padri davano macchine iperveloci, una croma Ferrari distrutta, proprio cappottata, distrutta proprio da andare alla discoteca, per ricordare ai ragazzi che non vai a ballare, non vai lì solo per ubriacarti e farti stare male, tu devi andare per divertirti, perché si rischia la vita, si rischia di fare danni, si rischiano le denunce. Questo il bere serve come tutto nella vita, è fatto con moderazione, con le giuste dosi, ti assicuro che è una cosa molto più piacevole di quello che voi pensate. Non andate dietro allo sballo, andate dietro il divertimento. La vita e questo ve lo sta dicendo un barman. Ve lo dice anche un verghiano. È un verghiano, ma in questo momento il verghiano ma un barman che comunque sia passano dalle sue mani, infatti, quindi ve lo dice. E vado contro anche, potrei andare anche contro i miei interessi. No, invece è una cosa saggia. Non è quello, meglio guadagnare meno e vedere più ragazzi in serenità, o più giovani o più anziani o più persone adulte anche in serenità, o che vedere invece piangere qualche nostro concittadino in più perché si è fatto la sciocchezza. Ritorniamo al rosso Malpelo, quindi l'hai guarnito. Ho messo proprio tre cose rosse, la fragola che in questo periodo è frutta di stagione, il pompelmo anche se rosa è molto rosso il nostro, e la marena. Poi abbiamo detto succo d'arancia, un bitter siciliano, ed è fatto, rosso Malpelo è pronto. Ovviamente diciamo che possono gustare tanti altri tantissimi altri tanti altri. Allora i panini sono buonissimi, buonissimi. Panino, magari qualcuno pensa oddio, perché poi c'è anche questa cosa che sfatiamo con Orazio, che lo chiamo con cabaret. Dicono oddio, un posto dove tu bevi un buon cocktail, chissà, mi devo svenare, e invece no, questa è a portata anche di ragazzo, il ragazzo comunque che ama la cultura, perché diciamo anche Orazio, cabaret cos'è? Cabaret è anche un luogo, dicevi tu, di cultura. Certo, noi cercheremo, questo io come mia
ricerca personale ho cercato sempre di fare cultura. Sono stato un organizzatore di eventi, ho fatto parte di tantissime associazioni, mi sono dedicato quasi 10 anni a organizzare la festa della musica ogni anno a Caltagirone e ho voluto portare anche questa esperienza che ho avuto fuori qua dentro. Qua dentro vediamo noi all'entrata c'è una libreria, qua dentro di pomeriggio si può gustare un tè, una tisana, sempre fatta qua in Sicilia. Qua dentro deve essere anche un luogo di cultura, così come nel bere, perché giustamente sono dei prodotti ricercati, poi noi creeremo un libro quando sarà possibile, in questo momento non è stato possibile. Anche perché adesso comunque siamo periodo di restrizione, quindi per Orazio è stato molto difficile, perché comunque fuori in estate con la speranza e te lo auguro veramente di cuore, perché abbiamo bisogno di questi locali. Fuori diventerà un salotto culturale dove trascorrere delle bellissime serate, perché c'è un bel calendario pronto. Da quello che ho potuto vedere, guardate che ci sono veramente delle nicchie. Se avete ospiti potete accomodarvi nel salotto fuori e consumare quello che più vi aggrada. Dicevi del tè, quindi anche delle signore, un gruppo di amici, andiamo a prendere un tè. Faremo anche con i miei vicini, perché qua non mancano fra panifici, fra bar, fra ristoranti, non mancano niente, metteremo anche dei piccoli cannoli, delle tortine piccoline con i miei amici, quindi già questa è una cosa che questo lo devo dire, perché io altrimenti questa è una cosa che a Caltagirone sento dire purtroppo poco, ed è questo il problema: fare aggregazione, fare rete per presentare dei prodotti eccellenti. Ha detto una bellissima cosa. No, io mi sono prefisso, quando sono venuto a Piazza Marconi e tutto, che tutti conoscono come Piazza San Francesco, mi sono prefisso l'obiettivo di fare crescere questa zona, perché questa è l'entrata di Caltagirone. Molte volte ce lo dimentichiamo, abbiamo la villa vicino, siamo a 250 metri dalla piazza municipio, è l'ingresso del centro storico, i turisti, funzionari nuovi, questo serve. E con i miei amici, perché mi piace questo dire, i miei amici, stiamo cercando, anzi faremo anche un comitato. Perché non un'associazione? Vorremmo fare il comitato Piazza Marconi. Perché non un'associazione? Perché il comitato è ancora più bello. Il comitato significa un insieme di più di associazioni. Le associazioni molte volte vengono proprio si dice ci associamo noi commercianti. Invece il comitato è un gruppo di amici che si riunisce. Perfetto, per portare anche delle nuove esigenze per il turismo, perché io dagli studi che ho fatto a Caltagirone, purtroppo ahimè, il turismo viene sfruttato al 15%, e mi viene una rabbia poi quando vedo alcune cittadine del Ragusano che hanno un potenziale molto più basso di quello nostro, riescono a portare quadri di Baschi, Dalì, Picasso, riescono a fare l'infiorata, riescono a fare delle cose. Noi a Caltagirone invece la città delle 100 chiese, la città della Scala di, come si chiama, la città di Dosturzo, la città di Mario Scelba, la città abbiamo tanto da poter raccontare, la città che abbiamo una necropoli che abbiamo 150 cose, invece il turista qua fa mordi e fuggi, sta una giornata, guarda la Scala, valorizziamo poco, infatti sputtare, cioè sentire dati statistici. Io ho fatto un business plan e ho messo i dati statistici che a Caltagirone noi come cittadina e come cittadini, non voglio dare la colpa a nessuno, è colpa secondo me di tutta la comunità calatina. Non c'è un... non voglio dare neanche un colpevole, però... è la mentalità. È una mentalità, però che sfruttiamo al 15% un potenziale che dobbiamo sfruttare almeno al 50%, non dico al 100% perché poi sono miracoli, veramente sfruttare le cose al 100%, ma sfruttiamolo di più. Cioè il futuro è fatto di questo. Anche perché se crei questa rete, perché solo aprendo le menti Caltagirone può crescere. Io lo dico sempre questo e mi innervosisco perché potrebbe vivere solo di turismo. Tra l'altro se il turismo cresce, se si aumenta, cresce tutta l'economia, cresce non possiamo, lavoro,
Allora io Caltagirone me la ricordo, io sono venuto quando avevo 8 anni e mi ricordo che ho vissuto sempre di terziario, ci si chiama di uffici, di come si chiama. Oggi non c'è più quella come si chiama, oggi ti devi reinventare, ti devi fare. Visto io mi sono cercato di reinventare perché ho fatto famiglia. Secondo me hai centrato Io proprio... ti posso dire una cosa, chi mi conosce, ma chi mi conosce veramente, perché io conosco almeno 5.000 persone a Caltagirone, avendo fatto sempre il barman, penso che chi mi conosce veramente se lo immaginava che io se creavo qualcosa del genere, perché mi piace a me l'originalità. C'è un posto del genere, io penso che esista, non lo so se esisterà da altre, un posto che proprio dove tu cerchi di puntare tutto sul fatto cioè la roba fatta in Sicilia, parliamo tanto di chilometro zero, parliamo tanto di biologico e poi vedo Coca-Cola, ma non voglio dire mai con le marche. Poi vedo tanta immondizia, questi ragazzi da patatine, una patapizza, cioè abbiamo stravolto tutto, invece ritorniamo alle nostre tradizioni, hai visto olive verdi, tuma. Questo diamo colpa alla globalizzazione, noi invece facciamo un passo indietro per andare avanti. Sì, ma io non dico la globalizzazione, io sono stato sempre per cultura anche personale, fra virgolette, anche per la globalizzazione, perché penso che il mondo è di tutti. Sì, però le nostre tradizioni... Mai, perfetto, io quando vedo le patatine fritte, o vedo la patapizza, o vedo, come si chiama, mangiare dai nostri... La mangiano i più piccoli, ma la patapizza, ci avete rovinato una cosa che già di sé per sé funziona, anzi più semplice la pizza e più funziona, cioè ha conquistato il mondo. Noi... Io penso che sia italiano, non so se all'estero mangiano patapizza, spero di no, non ho visto, sono stato in Spagna, sono stato in Inghilterra, cioè in Italia siamo riusciti a rovinare il nostro piatto forte. La pizza ce ne invidiano tutti, più degli spaghetti, più della pasta, più di qualunque altra cosa. Questo è. Però questa cosa che tu ti sei... Ma il mio obiettivo è questo, il mio obiettivo, te l'ho detto, è valorizzare un fatto in Sicilia. Io spero un giorno di avere solo prodotti siciliani, in questo momento ho delle difficoltà a reperire i distillati, ma infatti, però quello che io per esempio qua dentro troveranno i clienti che verranno al cabaret solo birre artigianali fatte in Sicilia e principalmente nella parte orientale della Sicilia, troveranno solo vini esclusivamente siciliani, troveranno solo bibite gasate bio siciliani, troveranno succhi di frutta, lo capisco poco perché ancora non abbiamo una grande, come si chiama. Ma piano piano ha iniziato adesso. No, troveranno, ho fatto la ricerca sui succhi di frutta, purtroppo ahimè in Sicilia non c'è. Oppure se trovi qualcosa la trovi con un prezzo esagerato che anche i turisti possono pagare. Cioè quando parliamo di 7-8 euro un succo di frutta sfido chiunque a trovare. Perciò, ma questo però riesco a fare il spremute, 99%. riesco a fare spremute, riesco a fare estratti, si possono fare dei frullati, non per forza non è bere il succo di frutta in sé, anche l'acqua, tutto, cadendo tutto il pane prodotto dal mio amico panettiere, non faccio nomi, il pasticcino prodotto dall'altro mio amico, la pasta fredda e cosa prodotto dall'amico mio ristoratore qua vicino. Cioè questo si deve creare, con prodotti siciliani, la frutta, la verdura comprata al mercato, il formaggio più vicino possibile, il salume, una cosa bella che ho scoperto a Caltagirone da quando faccio questa esperienza. Abbiamo dei produttori di salumi molto forti e molto bravi. Io non lo sapevo questo. Ho scoperto anche questo. Abbiamo 2 o 3 produttori a Caltagirone che fanno questo, abbiamo dei caseifici che fanno i formaggi, no? Si deve comprare anche perché il mondo, io non sono un tipo per le restrizioni, però assolutamente puntiamo su quello che abbiamo qua, perché quello che abbiamo qua è come spendiamo facciamo lavorare il locale, certo. Gira l'economia tutta e rendiamo ricco il nostro, anche se si paga qualche euro in più, non è quello il problema, però facciamo più qua. Quindi, no, noi non siamo, anzi l'ho detto, io ho visto, ho dato così, mi ho buttato il menù hai visto. E ho detto pure il ragazzino può venire a mangiare a cabaret, anzi se vengono i giovani magari sì, noi accogliamo tutti, ma io spero che vengano i giovani anche in orari consoni per i giovani, non dico di fare il moralista e il maturo, ma io mi ricordo i miei tempi uscivo alle 6 del pomeriggio. Oggi io vedo dei ragazzi uscire alle 11:30 di sera, ma
Intanto vorrei capire, è una mia domanda personale, cosa fate fino alle 11 di sera? Ma ognuno in macchina, fa quello che vuole. Però dico questo, si esce, io mi ricordo che ma era bello, alle 9 dici tornare a casa, metti la TV e guardati un film. Oggi esci e stai fino alle 4 del mattino, non lo so, ma non è una cosa che si chiama. Perciò venite in orari ragazzi più consoni. Venite anche questo, perché si ascolta della buona musica. Faremo delle cose, sì, perfetto. Io mi sono appassionato quest'anno agli scacchi, forse grazie anche a Netflix, grazie a cose. Era un mio sogno fin da ragazzo. Quindi ci saranno tornei di scacchi, perfetto, che saremo musica live popolare, non musica come si chiama. Faremo degli eventi di lettura, faremo degli eventi di teatro. Faremo tanti eventi in questa piazza e io ovviamente diciamo ai nostri telespettatori che al momento in cui si potrà in questo momento infatti Cabaret farà un calendario. Perfetto, io in questo momento ho parlato anche con le autorità cittadine per cominciare a organizzare degli eventi perché l'ho fatti sempre e giustamente ci siamo trovati in difficoltà a fare un'organizzazione perché non sappiamo i decreti come andranno avanti. Adesso tutto è stand by. Sì, è un momento difficile, io ho voluto aprire proprio, sembra strano. Sei stato coraggioso. Sembra strano. Il coraggio, al sud. Perfetto, il coraggio ti viene anche dall'aspettare 2 anni. Dall'aspettare 2 anni ti viene anche questo coraggio, dici basta. Io l'8 marzo ho fatto coincidere con la data del lockdown dell'anno scorso, io apro. Ok, allora Orazio, il nostro tempo è finito. Diciamo ai nostri telespettatori che ci rivedremo quando vorrete fuori, nel salottino che creeremo fuori e spero che da maggio in poi saranno meno restrizioni e potremo goderci anche questa bellissima piazza. Perfetto, l'abbiamo raccontata prima. L'ultima provocazione la voglio fare, è l'unica piazza pedonale che abbiamo a Caltagirone e l'amministrazione sta facendo un grande lavoro, devo ammetterlo, a cercarla di rendere veramente pedonale, con un po' di educazione in più e un po' di razionalità in più, rendiamola pedonale. È l'unica piazza veramente a Caltagirone pedonale in cui non si può parcheggiare. Perfetto. Io spero che i miei concittadini, non è come si chiama, rispettano il divieto, esiste un divieto e rendiamo veramente fruibile, è bellissimo vedere anche ragazzi signorile, perché sono biglietti da visita perché ci perfetto, per il turista che arriva a vedere una piazza veramente senza macchine e tutto è una cosa bellissima. Ok, basta. Mario mi sta lanciando degli sguardi perché abbiamo sforato, che poi adesso mi sento io, però è un piacere stare qua. Ti ringrazio. Prego, sai che veramente è alla ricerca di queste piccole realtà, non sapevo. Infatti passando così a caso e questa realtà meritava di essere raccontata, quindi anche io faccio l'invito, venite da qua, venite a Cabaret e potete trovare tutta la Sicilia in questo posticino. Perfetto. Allora, ma io lo posso assaggiare? Certo, aspetta che ti do le cannucce. Quindi Orazio, ma tu senza bicchiere? Ma io ti faccio compagnia con un goccio di succo d'arancia. Va bene. Devo lavorare. Sto lavorando in asporto, anzi in delivery. Allora, delivery, consegna a domicilio. Salutiamo i nostri telespettatori. Buona fortuna, te la meriti veramente. Perché è un bel locale dove respiri cultura e buonanotte a tutti. Grazie, buonanotte.